I sindacati hanno espresso una forte preoccupazione per la chiusura dell'altoforno. Lei è in possesso di informazioni utili a rassicurare i sindacati sulla continuità della produzione? Loro dicono che una volta spento non si può riaccendere. Ma noi abbiamo firmato da pochissimi giorni una dichiarazione di intenti con il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero delle Infrastrutture, l'autorità portuale, dove ci impegniamo tutti a fare i passi necessari affinché venga continuata l'attività industriale e fatto il risanamento ambientale. Io mi attengo a quella dichiarazione di intenti, firmata, ripeto, da poco. Naturalmente anch'io ho le preoccupazioni di portare fino in fondo un accordo di programma complesso in una situazione complicata come quella che conosciamo, però vorrei che si mantenesse della calma. La prossima settimana cercheremo di fare chiarezza anche su queste indicazioni che sono state fornite dal commissario Nardi, ci troveremo al Ministero dello Sviluppo Economico e poi questo tavolo che oggi abbiamo fatto qui a Trieste sarà riconvocato per venerdì prossimo. Che informazioni sono state date dal commissario Nardi? Che non c'è l'intenzione di chiudere l'attività, che sono interventi necessari che erano già calendarizzati e che anzi c'è l'interesse a portare fino a compimento il passaggio necessario, naturale e importante anche previsto dall'accordo di programma di subentro di un nuovo soggetto che possa continuare l'attività.